Si riprova ad andare in partenza per la seconda corsa, premio Animal Garden Cesena, una prova per 3 anni vincitori di 4.000 in carriera, superata una breve riottosità in precedenza di Elite Trio. Si va in partenza l'1 Elite Trio, 2 Electra, 3 Burneo Gal, 4 Evita Follow, 5 Motion DSE, 6 Enia, in seconda fila 7 Epic Man, 8 Elmo Jet, 9 Ellero. Start inizia ad accelerare e Burneo Gal si estromette molto prima dello stacco e si parte. C'è l'errore da parte di Epic Man, sbaglia Evita Follow, va al comando Enia su Emotion DSE, terza posizione per Ellero che è partito bene dalla seconda fila, quarta posizione per Elite Trio, la quale precede Elmo Jet alla retroguardia Electra. 14,9 per i 200 metri d'approccio, punta in avanti Ellero che dà il parziale numero 1 a Elite Enia. Trio 33 per i primi 400 metri di corsa, sbaglia Elite Trio, si sistema in seconda posizione Ellero dopo aver ottenuto risposta negativa sulla richiesta di poter passare a Roberto Vecchione ed Enia. C'è stato un 15,5 per la curva di sinistra davanti alle tribune. Enia guida su Ellero, Emotion DSE, Elmo Jet, Electra. I 5 rimasti passano in 1,1,7 i primi 800 metri di corsa. Ellero fa già un po' di mezza ruota, si prepara a spostare Gennaro Amitrano, che guida con molta fiducia il figlio di Marajah. Siamo al chilometro che se ne va in 1,17,9. Enia accelera uscita dalla curva, Ellero che la segue, poi Emotion DSE, quarta posizione per il Mojet che è sollecitato per tenere il contatto, sposta al suo esterno Electra a 400 dalla conclusione, ritorna con maggior decisione al lato della battistrada Ellero. La leader accelera sulla curva, Ellero che prova sul passo, va di dentro Emotion DSE che infila di dentro Ellero e si prepara ad andare in open stretch, la retta d'arrivo con Enia in vantaggio, Ellero che ritorna alla carica, si difende Enia, attacca Ellero, Ellero che insiste su Enia e tende a passare, Ellero che viene a vincere su Enia al terzo posto Emotion DSE. 31 a chiudere, 1,16,7 il ragguaglio cronometrico. Ancora un po' verde anche dal punto di vista della meccanica, ma sicuramente ben dotato. Al quinto tentativo in carriera Ellero viene a vincere Gennaro Amitrano per il training di Antonio Galluccio e i colori di Roberto Stancari. Il successo per il fratellastro di Pappalla e di Toscarella, Marajah la paternità, vince con una lunghezza sul palo nei confronti di Enia al terzo posto Emotion DSE.